con Prela. Maja Tanic, è entrata Ifoma Okorie al posto di Vanna Giocappo, se ne approfitta. Maja Tanic con Puz, deve tirare adesso velocemente, pressata, Puz, scambio Campestrini, poi buona la prateria, Dorra, buona la palla verso l'ala, il italiano col mancino, due pari. Sono trovati i terzini di mezzocolonna. Maja Tanic si rischia, trova lei invece, anche perché ancora in superiorità numerica mezzocolonna. Reifer palla dall'altra parte, Borrini ci mette la mano, ma si continua, scambio, Dorra, conclusione! Il passivo dalla tribuna, ci sta, però Tanic però al sottomano, parata, non ci arriva Ifoma Okorie. Poi buona la prateria, Leonore Italiano, tanto spazio, Leonore Italiano, conclusione, Martina Brocca! Ah sì, poi lo scambio ancora Capestrini, Leonore Italiano, c'è il passivo, deve tirare adesso la valle, buono il taglio, Maico, pallonetto! Che giocata! Scambio, Puz, vediamo se tirerà da fuori, prova! Ancora, Ligia Loredana, Puz, 9 pari! Palleggio, c'è lo spazio per il Pio, si va dall'altra parte ma c'è Prela, poi palla verso Serena Ingarrua, qualche secondo alla fine, Serena Ingarrua, altro pallonetto, altro dolce tocco di Serena Ingarrua, deve tirare all'ultimo adesso mezzocolonna, più 3 Cellini, finta e controfinta, che classe, che apertura, 5 secondi, rimessa veloce, Serena Ingarrua, deve correre Serena Ingarrua, 2-1, conclusione, Serena Ingarrua! Alla farfalle, Gruff, scambio, Puz, scarica sull'incrocio. Andare a vedere poi il replay in caso ve lo riproponeremo negli highlights. Ci pensa però Serena Ingarrua, si è perso l'attacco veloce un po' per questa mezza polemica, poi buona la chiusura di Saralube, poi conclusione, Puz, ancora lei, Maja Tanic, scambio dall'altra parte, c'è passivo, Serena Ingarrua, prova Serena Ingarrua, frazione in attacco, poi la palla verso Borrini, 1 contro 1, Beatrice Borrini, non può sbagliare da lì Beatrice Borrini, occasione sprecata completamente dalla Cellini, prova ad andare Tanic tutto da sola, Tanic, ecco le trentine sono riuscite a trovare qualche tiro migliore nel secondo tempo, proprio come costruzione, per questo un po' forzato, ma entra, palleggio, attacco, Borrini, palla dall'altra parte, Serena Ingarrua, fermata e penso ci sia rigore, altro rigore pesante. Gol! Migliore di quelli precedenti. Tanic passa 0, prova a incunearsi. Tanic sembrava aversi guadagnato il tiro, invece no. Poi dall'altra parte Prela, Razzica la dice no! Anche per vari errori difensivi. Attenzione all'anticipo, prova Groff ad andare, forse la spinta, poi la palla dall'altra parte, Italiano, blocca! Tanic che prima ha fatto 2 rigori pesantissimi per riportare la Cellini in parità a quello praticamente della vittoria o quasi. Tanic! Maja Tanic, 30 secondi alla fine, mezzocolonna deve correre, ma baglia il passaggio e Prela può andare, tutta sola contro Puz, Prela, parata di Razzica col fallo, i 2 minuti di Puz, giocatona di Angela Prela nel secondo tempo. E c'è il gol, vince la Cellini Padova al Palafarfalle, si porta a 4 punti, seconda vittoria in campionato.